Oggi parliamo di tasse, impresa, che cosa significa per un'azienda fare impresa, cosa significa anche per una impresa che è la famiglia riuscire a fare i conti alla fine del mese. Discuteremo il tutto con l'onorevole Paola Goisis, prima il Veneto, benvenuta. Onorevole Paola Goisis. Sono dati importanti perché poi tutti si riempiono la bocca di trovare un posto di lavoro e vai con i navigator e questo e quello, poi se prendi un povero Cristo che decide di aprirsi un'impresa, un'azienda, ci mette mediamente 5, 6, 7, 8 mesi contro magari il fatto di andarsene da qualche altra parte in Europa e metterci 4 settimane, un mese, 2 mesi, 3 mesi. Infatti il discorso della burocrazia, del peso della burocrazia è un discorso ormai, come si può dire, no decennale di più, perché come appunto è stato detto, quanti soldi vogliamo ricordarlo? Certo, abbiamo detto che costa 57 miliardi all'anno e ci sono, pensate, per qualcuno che ha un'impresa, un'azienda, 160.000 norme. Esatto, e come si fa a sapere tutto? È chiaro che bisogna spendere, come è stato detto, bisogna ricorrere o all'avvocato o al commercialista o comunque a qualcuno che ti indichi, ti chiama, signora è ora di pagare l'IMU. Ma è che è stata al governo, lei che è stata seduta sullo scranno lì al governo. Scranno? No, com'è che non si riesce a portare avanti una buona pratica, una buona istanza? No, ce lo dica perché noi siamo curiosi. Io voglio dire, la dico subito, se il Veneto, e non naturalmente il governatore che c'è adesso, ma se il Veneto si tenesse i 15 miliardi di tasse che continua a mandare a Roma, il problema della burocrazia in Veneto lo avremmo già risolto, così come i problemi per il lavoro, eccetera, eccetera. Voglio ricordare anche, ho letto proprio stamattina, a proposito dei navigator. Pensavo del pane, che anche lei fosse preoccupata perché sa 12% io mangio poco, il pane. Io non mangio pane. Io mangio il pane, a me piace molto, ma comunque che sia pane, che sia frutta, che sia verdura, che sia carne, siamo dappertutto, diciamo, nella stessa situazione. Comunque il discorso quando ero a Roma, si sono ritirati 600, già si sono tirati via da quel lavoro, i navigator, che pur svolgevano un lavoro proprio, tante volte facevano un incontro a settimana, no, a giorno, un incontro a settimana, e quindi non hanno mai dato possibilità che una famiglia, che un giovane, eccetera, potesse insomma avere questo lavoro. Tanto è vero che loro stessi si sono ribellati, Cioè gli sembra di non far niente? No, allora i navigator sono quelli che dovrebbero condurre. Capito, ma se non c'è domanda e offerta? Appunto, non c'è domanda e offerta, e allora si sono ritirati. Però bisogna ricordare che questi navigator erano un numero ben consistente ed erano pagati per non fare niente, per fare un incontro alla settimana. Allora vuol dire che questi navigator, che tutta questa storia e reddito di cittadinanza e avanti, insomma, sono tutte cose che si possono fare. Quando eravamo a Roma, chiaramente si era arrivati a fare il federalismo fiscale, perché si dice no, non avete fatto niente, eccetera, eccetera. Il federalismo fiscale. Poi però bisognava che la gente, che il popolo italiano, virgolette, andasse a votare, perché bisognava confermarlo, no? Con referendum. Purtroppo tutti i partiti, la maggior parte dei partiti non ha invitato la propria gente, i propri iscritti, eccetera, ad andare a che tra l'altro mi pare che a quell'epoca fossero più o meno d'accordo, no? Su un po' tutti, non c'era un no di partito, si lasciava molta libertà di pensiero proprio per andare in questa direzione. Quando si doveva andare a votare e fare il referendum, i vari partiti che prima non si erano tirati indietro, che sembravano favorevoli, in realtà poi alla fine non hanno mandato i propri elettori a votare. E quindi è crollato anche il federalismo fiscale. Evidentemente, secondo me, c'è bisogno di tanta istruzione, tanta scuola, perché a cominciare dalla scuola, visto che io quindi lei sta dicendo che se tutti i soldi, diciamo, che si versano con le tasse ricadessero poi in parte sul territorio del Veneto o il territorio di qualsiasi regione d'Italia, questo andrebbe ad aiutare poi le aziende, le imprese a semplificare il sistema burocratico, perché dice pagano direttamente alla regione di pertinenza. E doveva essere così, però mi sa che qua...
chi governa il Veneto non so. sia all'altezza. Allora, Paola Goisis, le persone ovviamente rimangono stupite perché molto spesso ospitando imprenditori, persone che sono titolari di aziende, artigiani in questo caso, rimangono stupite perché dicono: com'è possibile che si sente dire che c'è tanta disoccupazione giovanile, che ci sono tante persone che non trovano lavoro, poi c'è chi ha un'azienda e non riesce a trovare dipendenti. Lì bisogna vedere appunto il discorso della formazione, questo è primario. Diciamo che per esempio da noi giù nella Bassa, qua devo dare un plauso alle nostre scuole perché gli istituti tecnici e professionali funzionano. Sfornano dei ragazzi ben preparati, addirittura vengono anche tanti che magari avevano perso il diploma a suo tempo perché o non avevano voglia di studiare o che cosa, che però vanno al serale. Io stessa ho fatto scuola, quando facevo scuola al mattino, poi alla sera dovevo fare il serale con gli adulti, proprio perché avvertivano questo bisogno di prendersi il diploma, quello che non avevo fatto a suo tempo, e quindi adesso insomma lo facevano. Quindi possibilità di lavoro ce n'è. Possibilità di lavoro almeno lì per questi ragazzi che magari non hanno voluto fare il liceo, che però si stanno preparando, anche perché adesso sto parlando di istituti tecnici professionali, c'è anche la possibilità di far fare magari l'aumento di un anno, quelli che avevano solo fino al triennio adesso hanno fatto anche il quarto anno. 3+1, le formule che si facevano, 3+1, 3+2. Esattamente, e fanno anche, in questo modo possono alternare la presenza a scuola e poi la presenza nelle ditte, nelle aziende. Però facendo il lavoro che fanno, perché poi con questa alternanza scuola-lavoro mi hanno detto anche dei ragazzi che hanno fatto di tutto tranne che far cose. Beh, insomma, adesso io magari ho un'altra esperienza, può darsi. Per carità, mi è capitato di sentire ragazzini che sono andati a pulire i bagni, certo, è tutto finché è lecito, però se devono fare un'alternanza scuola-lavoro che sia formante e performante. Sono state anche trovate condizioni di sfruttamento. Certo, c'è soprattutto nel settore alberghiero, bisogna dirlo, questo sicuramente dappertutto, ecco, allora ci vogliono i controlli. Adesso a proposito mi vengono in mente quelli anche delle nostre parti, gente che è stata trovata con la casa popolare, con reddito di cittadinanza e sotto casa aveva magari la Porsche. Vabbè, una macchina di lusso, onorevole, non mi mette in difficoltà citando una macchina di lusso, ma sa, dicendo il nome è più chiaro, diciamo. Una macchina di lusso. Una macchina di lusso. Se volete le nomino anche tutte, ma no. Ecco, questo per dire che insomma c'è questa possibilità, ecco, per seguire questi ragazzi, perché anche noi, io per esempio facevo il tecnico e poi facevo appunto professionale alla sera, ma anche di giorno. Da voi si trova lavoro? C'è manodopera? Beh, allora bisogna poi dipende che tipo di manodopera. Che tipo di manodopera c'è bisogno, la qualifica, la qualificazione. Non so se ho capito male. E soprattutto che ci siano lavori in sicurezza, perché poi ricordiamo anche il problema delle imprese, le morti sul lavoro, ne abbiamo viste anche tante, anche questo è un grossissimo questo sicuramente. problema. Adesso io parlavo della mia esperienza, di come insomma stiamo vivendo questa realtà. Dopo è vero che col discorso qua del Covid purtroppo si parlava, ho sentito parlare di DAD. Ecco. Adesso abbiamo quel grosso problema lì, perché fare scuola da casa. Ma non si possono prendere le cose che funzionano, gli australiani fanno didattica a distanza da sempre. E vabbè, sta di fatto che i nostri, allora se al computer tu vedi che c'è lo studente, quello lì bravo, che si presenta al computer in pigiama e che poi lì verso le 11 è lì che si mangia la pasta asciutta, penso che non sia. È come in tutte le cose, ci vuole il controllo. Naturalmente i ragazzi a scuola non hanno solo bisogno di avere il computer, adesso vedo che tutte le scuole ce l'hanno, i ragazzi ce li hanno, anche i professionali e via via, ma il discorso è, come in tutte le cose, il controllo. Chi è che controlla? I ragazzi che è a casa, che si fa le sue. Insomma, senza contare che la scuola serve anche per la socialità. I ragazzi hanno bisogno di stare insieme, hanno bisogno di confrontarsi, non soltanto col professore quando è l'ora di interrogazione, ma anche durante la giornata, poi successivamente. E anche da quello che capisco, poi mi dica che non serve insomma fare tutti questi referendum, perché tanto c'hanno già tante buone prassi che basta applicarle. Questo. Infatti la difficoltà maggiore non è neanche tanto la formazione, perché insomma, ci vorrà ancora, per carità, bisogna sempre migliorare, ma è proprio la difficoltà di far incontrare la domanda con l'offerta.
Perché se i centri per l'impiego non funzionano, come si è capito, ma che poi abbiamo capito anche noi. Funzionano ma sono lunghi. Funzionano, diciamo funzionano. E se in più sono anche lunghi. Non sa perché sorrido, no? Perché vedo lui che fa insomma. No, cioè veramente non funzionano. Sì, potrebbero migliorare molto, diciamo. Potrebbero. Così, no? Devono migliorare molto, no? Potrebbero. E giustamente, come dice Bea, è compito della regione. È come a me viene in mente e mi fa ridere quando appunto si dice compito della regione. Sarebbe compito della regione, perché anche le strade, le infrastrutture sono compito della regione. La regione addirittura l'aveva proprio chiesta espressamente quando era in capo all'ANAS. È stata data, è stata concessa, è stata riconosciuta la preeminenza, diciamo, della regione sulle strade. Io vi invito a venire da dove possiamo partire, Santino? La regionale 10. La conoscete? L'avete mai sentito parlare? Guardi che sulle strade regionali, altre cose lei sfonda una porta aperta. Non mi deve provocare. No, provoco. Perché questo fa parte anche della buona prassi per un'azienda, avere l'efficienza, insomma, chiaro. La logistica, l'intermodale, la possibilità di... Esattamente, ma allora io quando sono venuta ad abitare a Este, parlo di 40 anni fa. 40 anni fa dovevo trovarmi l'appartamento o quello che è. L'agenzia immobiliare mi ha detto: signore, stia tranquilla professoressa, vedrà che adesso fanno la strada regionale 10, la portano dal mare fino a Mantova. Parlo di 40 anni fa. E allora? Fresca di queste elezioni ultime comunali è arrivato il governatore a tirare la volata quella che adesso chiamo ex sindaca di Este. Per fortuna che è venuto, che così ha fatto perdere proprio la Callana. Vabbè, oggi vedo che è proprio sul polemico. No, polemico, sto qua in realtà, per carità, io abito a Este, se devo girare mi faccio accompagnare e sono a posto, ma loro... Quindi dice che da 40 anni manco l'infrastruttura, ma questo c'è un po' tutte le amministrazioni che si sono susseguite. Io parlo di quello... quella vecchia, quella attuale, il fatto è che bisogna precisare, perché per esempio il governatore precedente aveva fatto arrivare la strada almeno fino a Carceri. E parliamo di 20 anni fa. Carceri, già lì voglio chiudere. Carceri, va bene? E da allora siamo fermi e non ci si muove. È fallito tutta l'attività industriale del mobile. Quindi lei dice Casale. L'attività del settore del legno, dell'arredamento, a causa della mancata infrastruttura è morto. Cessato tutto, non c'è niente. Casale, è vero o no? Casale, l'impresa del mobile, guardi, è morta. Quindi Goisis, lei dice, se ci fosse una programmazione anche sul sistema di rete viario della distribuzione, programmazione, sono 40 anni, la programmazione c'era. Lei dice 40 anni, ma la programmazione c'era, 40 anni fa. E siamo ancora lì che aspettiamo, Io non posso parlare di ospedali, di altre cose, ma quello che voglio dire intanto... Ora voglio venire una volta perché per l'ospedale... parola, ma è una cosa che tocca a noi. Mi ha tirato fuori schiavonia proprio in viso. Questo sicuramente, però quello che conta è aver mandato anche un messaggio, anche fatto informazione. Da lavorare ce n'è, posti di lavoro ce ne sono, non serve crearli o inventarli, esistono posti vuoti, chiamiamoli così, basta mettersi in contatto. Paola Goisis, intanto le auguro che facciano questa strada statale 10. Bene. Ce la faremo. Certamente. Ce la faremo. Sì, però bisogna cambiare tutto in Consiglio regionale. Vabbè, allora questo già capito. Ma aspetta, io devo chiudere. Quando c'erano qua adesso le elezioni qua comunali, è venuto Zaia. Parla ancora delle vostre, quelle di Este. Brava, a proposito della sanità dell'ospedale, quello di Schiavonia, per fare quell'ospedale là hanno chiuso 4 ospedali, quello di Este, Monselice, Conselve e Montagnana, va bene? In questi 2 o 3 anni tutti coloro che devono fare delle visite, per esempio a me personalmente sono state protratte delle visite di 3 anni. Perché? Perché l'ospedale qua serviva solo per il Covid. Perché c'è stata anche questa emergenza e non abbiamo saputo ma c'è da dire che però nel Veneto Alto, a casa del signorino... ho già capito, non voglio accendere adesso la polemica. Ha detto che... No, non mica polemica sta cosa in realtà.
ha detto che ha fatto lui in questi anni 6 nuovi ospedali. Noi siamo senza ospedali perché siamo la bassa. Riapriamo quelli che ci sono, poi anche Padova, vecchio su nuovo, nuovo su vecchio, e là, dove sta prima pietra, dove andiamo a mettere la prima pietra? Non lo so. Comunque, io ringrazio davvero molto l'onorevole Paola Goisis, prima il Veneto, di essere stata con noi. Chissà che la prossima volta mi venga a dire che...